Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati con l'appuntamento live su Friuli TV. Apriamo subito con la cronaca perché ci sono delle novità per quanto riguarda le ultime ore. Allora, partiamo da Pordenone per dirvi subito che 2 ragazzi sono stati ricoverati nella notte in coma al reparto di terapia intensiva dell'ospedale del capoluogo del Friuli occidentale per overdose avvenuta in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti. Sull'accaduto indaga il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della squadra volante e della squadra mobile della Questura di Pordenone. Gli agenti si sono recati all'ospedale per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti. Probabilmente i 2 coinvolti stavano partecipando a una festa non autorizzata, in corso anche la ricerca degli spacciatori che hanno fornito loro la droga. Ripetiamo, 2 ragazzi ricoverati nella notte in overdose all'ospedale di Pordenone. E adesso parliamo di incidenti stradali, restando sempre nella destra tagliamento. Carambola questa mattina verso le 5:30 lungo la statale 13 Pontebana all'altezza del centro commerciale Emisfero in comune di Fiume Veneto. Uno scontro tra 2 auto che ha innescato il sinistro. Una delle 2 coinvolte ha centrato prima 2 auto in sosta e successivamente un trattore in transito per finire la sua corsa all'interno di un canale. Per fortuna nessuna persona coinvolta versa in gravi condizioni. Tutte e 3, per la precisione, sono state poi trasferite in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Ripetiamo, non sono in pericolo di vita. Restiamo sempre per quanto riguarda i sinistri della strada, perché un'auto è andata in fiamme verso le 6 di questa mattina in A28 nei pressi dell'uscita di Sacile Ovest in direzione di Conegliano. Una vettura all'improvviso ha preso fuoco. È stato lo stesso conducente a fermare l'auto in tempo nella corsia di sosta. Una volta uscito indenne ha allertato i soccorsi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha domato in breve tempo le fiamme. Chiaramente l'auto è andata completamente distrutta, divorata dall'incendio. Nessun'altra vettura coinvolta. E adesso chiudiamo con il maltempo per dire che i vigili del fuoco hanno lavorato nella notte a Fiume Veneto per un incendio di un tetto di abitazione causa un fulmine che l'ha colpita all'improvviso. La violenza dello stesso, pensate, ha distrutto il tetto e parte della stessa abitazione. La famiglia all'interno è stata tratta in salvo, sono stati loro ad allertare immediatamente i vigili del fuoco. Per fortuna nessun ferito si registra. Il fulmine ha provocato un blackout elettrico nella zona con conseguente intervento da parte dei tecnici di Enel per la riparazione e la riattivazione dell'energia elettrica. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione Flash Giorno, ci sentiamo più tardi per quanto riguarda i live, chiaramente ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.